Voglio comprare! Su 4, no, 4, fa 1 su 4. Ci sta il pa. 1 e 4, ok. 4 per 4. Sono farina, acqua, sale, zucchero, poi la padella. Questo è lo stesso, farina, seme di grano duro e zucchero. E al forno non c'è problema. Questa è in padella. Invece la samusa? Samusa sono ricosto macinato, cipolle, peperoncino, prezzemolo e la sfoglia. Poi dopo fritto.
Facciamo una foto. È il figlio della signora Rossa. Bene, facciamo una foto. No, faccio la foto. Bene, Nico, loro gli devono mangiare Sì, sanno le già- salsicce di tacchino. Oh, buona. Grazie a voi. Ciao, grazie, grazie, Grazie a voi. Buonasera. Ah, che colore. Come va? Colore. Vi posso salutare? Sì. Vi posso salutare? Buonasera. Ah, che piacere rivederti. Eccoci. Culturale che organizziamo anche un canale televisivo per parlare Non si fa. con tutte le tribù somale, perché ci vogliamo che il futuro della Somalia venga sviluppato, disegnato e realizzato da tutte le tribù, nessuna esclusa, del popolo somalo. Quindi noi dobbiamo fare in modo e far capire al mondo che prima di tutto le Nazioni Unite hanno fatto una amministrazione fiduciaria tra l'Italia e la Somalia, quindi il mondo ha detto che c'è una fratellanza tra l'Italia e la Somalia. Non l'hanno detto né i somali né l'ha detto l'ONU. Allora noi non possiamo dimenticare questa responsabilità che abbiamo da figli di quei somali e di quegli italiani di allora. Mio padre ha voluto altri 10 anni, il professore lo sa, di rimanere, che non eravamo ancora pronti, quello che aveva deciso l'ONU. Sì. Sa, professore, ti ricordi? L'autodeterminazione del popolo somalo. Il futuro del popolo somalo non lo possono decidere gli americani, i turchi, i cinesi, gli arabi o gli italiani, lo devono decidere tutte le tribù, nessuna esclusa, tutte le tribù, perché le tribù sono un dono di Dio, abbiamo il dovere di mantenerle in vita tutte, non come hanno fatto i Pelle Rossa che sono morti, che hai visto che non ci sono più i nativi americani. Allora questa è la radice del popolo somalo e quindi il governo, il Parlamento somalo sono le tribù somale. Per me, se siete d'accordo, se siamo tutti d'accordo, abbiamo e chiediamo all'ONU che tutti i soldi che vengono dati siano discussi con le tribù. Noi vogliamo che dove si coltiva la terra ci sia una protezione, perché chi coltiva deve mangiare e vendere questi prodotti, la pesca deve essere protetta perché appartiene al popolo somalo, le mucche, le pecore, i cammelli devono essere protetti perché queste sono le economie che ha la Somalia e quindi la difesa deve essere per questi che lavorano. Riperdiamo questi meccanismi, chiederemo aiuto a quelli che hanno i supermercati, a quelli che poi vendono il pesce, che ci facciano un prezzo più alto per amore del popolo somalo e che vada per lo sviluppo e la prosperità del popolo somalo e non per far arricchire i negozianti che vendono le cose a un prezzo più basso. È un'umanità che si deve tenere unita con la fratellanza, così si fa la fratellanza, non con le parole o con l'imperialismo e il dominio degli altri.